Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro consueto appuntamento con Onda Libera, che parte come al solito dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Ansa Stefani, per richiamarci ai tempi del regime, perché prima di chiamarsi ANSA si chiamava così sotto il fascismo, l'agenzia Stefani, quella che distribuiva i dispacci di regime, che andrebbe oggi incriminata perché va contro l'ottimismo necessario per la rinascita del paese. A luglio persi 1.000 occupati al giorno, è il titolo d'apertura dell'ANSA in questo momento, e la disoccupazione balza al 12,6%. Il tasso di disoccupazione dei 15-24 anni a luglio è pari al 42,9%, in rialzo di 2,9 percentuali nel confronto su base annua, rileva l'Istat. La disoccupazione generale torna a salire a luglio al 12,6%, più 0,3% su giugno, più 0,5% su base annua. Sono i dati dell'Istat, mentre la politica estera è in primo piano, o meglio il caso Ucraina, con il presidente Putin che risponde alle accuse dell'Ucraina sui mezzi militari russi. Per Mosca non ha senso commentare seriamente, è ridicolo, il fatto delle immagini satellitari diffuse dalla NATO, dall'Alleanza Atlantica, come prova della presenza di truppe russe nell'Ucraina dell'Est. È diventato ridicolo. Se prima almeno qualcuno metteva il suo nome su queste immagini, forse Breedlove, il comandante supremo della NATO in Europa, Rasmussen, il segretario generale della NATO, o anche Lungescu, la portavoce, ora esitano, ha detto il generale Igor Konashenkov, portavoce del Ministero della Difesa russo, cioè sono immagini ridicole sulle quali nessuno mette il nome, non si prendono la responsabilità quelli della NATO, ha detto il generale Konashenkov. Il presidente russo Putin ha chiesto nella notte ai separatisti filorussi di aprire un corridoio umanitario per le truppe ucraine rimaste circondate dopo la presa da parte dei ribelli di Novoazovsk, città strategica nell'est dell'Ucraina. Mi appello alle forze ribelli perché aprano un cordone umanitario per le truppe ucraine circondate, per evitare inutili vittime e per consentire loro di ritirarsi dalla zona delle operazioni, ha detto Putin in un comunicato indirizzato agli insorti della Novorossia, Nuova Russia. I soldati ucraini sono stati circondati dopo i successi contro l'operazione militare di Kiev, dice ancora il presidente russo Putin. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, orrore senza fine. Lo Stato islamico decapita un miliziano curdo in Iraq. L'hanno vestito con la stessa tuta arancione di James Foley e dell'altro giornalista Steven Sodloff, che è ancora nelle mani, americano, dei brigatisti dello Stato islamico. I jihadisti dello Stato islamico hanno pubblicato stamattina un nuovo video in cui mostrano la decapitazione di un prigioniero curdo a Mosul, seconda città irachena in mano ai jihadisti da maggio scorso. Il filmato è stato pubblicato su YouTube e ricorda il recente video della decapitazione del giornalista americano James Foley. Oltre 3 milioni di siriani sono intanto fuggiti dalla guerra civile che scuote il loro paese e sono diventati profughi, 1 milione dei quali soltanto nel corso del 2013, lo ha detto l'ONU, le Nazioni Unite. Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA c'è Obama che parla di Ucraina e Stato islamico, ma gli occhi sono puntati sul suo abito, questo per dire come siamo combinati nel famoso Occidente. Su Twitter impazzano critiche all'abito marroncino di Obama che non gli dona. Siamo messi anche così, e con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. E siccome vi ho accennato l'altro giorno a proposito di guerre, il nemico di oggi è la Russia e bisogna dire che il presidente Putin sta cercando in tutti i modi di evitare di cadere nelle provocazioni. Ma al di là di questo, siccome la guerra in Libia è stata un'altra delle tappe fondamentali degli ultimi anni per quanto concerne l'assedio intorno all'Europa sostanzialmente, allora l'ha raccontata la guerra in Libia, perlomeno sotto il profilo della trattativa politica e di come sono andate le cose, l'altro giorno sul quotidiano Il Manifesto, l'ex ministro degli esteri del Gabon ed ex presidente della Commissione dell'Unione Africana, Jean Ping.
Il suo racconto io ve lo vorrei proporre perché comunque è un documento e il manifesto lo ha pubblicato appunto sotto il titolo La danza macabra intorno a Gheddafi, come fu condotta quella guerra che tra l'altro sta generando esiti simil iracheni, diciamo così, e simil siriani. Anzi, per fortuna la Siria ha ancora un presidente, uno Stato, un esercito, un'unità territoriale, peraltro gravemente compromessa dall'insediamento dello Stato islamico. In ogni caso, anche la Libia è stata frantumata come Stato ed è una delle costanti di questa azione che attraverso lo Stato islamico, i brigatisti islamici, i califi, eccetera, viene portata avanti ormai da qualche anno, a partire appunto in maniera eclatante dalla guerra in Libia. Ve lo ricorderete, nel 2011. In soli 16 giorni, scrive Jean Ping, che è stato, ripeto, l'ex ministro degli esteri del Gabon, uno degli stati africani, ma anche e soprattutto ex presidente della Commissione dell'Unione Africana, equivalente, diciamo, dell'Unione Europea o di una piccola ONU su scala africana. In ogni caso, nel 2011, ricorda Jean Ping, in questo articolo pubblicato sul Manifesto, nell'arco di soli 16 giorni, la sovranità africana fu violata per 2 volte da pesanti incursioni militari straniere, senza che l'Unione Africana fosse consultata. Dapprima, fra il 4 e il 7 aprile 2011, truppe francesi intervennero in Costa d'Avorio. Alcuni giorni prima, a partire dal 19 marzo, le forze della NATO, dell'Alleanza Atlantica, in particolare francesi e britannici, avevano cominciato a bombardare la Libia. Ve lo ricorderete, dal 19 marzo del 2011. Eppure c'è un fatto, scrive Jean Ping, che i media hanno ignorato. In occasione dei 2 conflitti, l'organizzazione, l'Unione Africana, della quale ho guidato la commissione dal 2008 al 2013, aveva formulato concrete proposte di soluzioni pacifiche e tra l'altro una accettata anche da Gheddafi, questo è il punto. E poi lo vedremo. Però gli occidentali e l'Alleanza Atlantica avevano imperiosamente ignorato queste proposte di soluzione pacifica di entrambe le questioni, Costa d'Avorio e soprattutto Libia. Fin dai primi giorni del 2011 in Nord Africa erano avvenuti grandi sconvolgimenti. Il 14 gennaio fuggiva il presidente tunisino Ben Ali, le famose primavere arabe. Il 10 febbraio in Egitto Mubarak rassegnava le dimissioni. Il 12 febbraio la contestazione arrivava nella vicina Libia. Per i governi occidentali quest'ultima sollevazione libica fu una manna, permetteva loro di giocare il ruolo degli eroi umanitari e far dimenticare il sostegno che avevano offerto agli altri regimi dittatoriali. Con il voto della risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU, il 17 marzo, 2 giorni prima dell'inizio dei bombardamenti francesi e britannici, in particolare sulla Libia, con il voto dunque della risoluzione 1973, Consiglio sicurezza dell'ONU, ritennero i governi occidentali di aver avuto il via libera per iniziare una danza macabra intorno al dirigente libico Muammar Gheddafi. Fra i protagonisti del conflitto figuravano in primis il Consiglio Nazionale di Transizione Libico, il CNT, e i suoi eterogenei rivoluzionari, che condividevano un unico obiettivo, disfarsi di Gheddafi. Per ottenerlo era indispensabile un supporto esterno. Gli altri protagonisti erano la coalizione occidentale e il suo braccio armato, l'Alleanza Atlantica, la NATO, che irruppero come giustizieri in questa nuova battaglia nel deserto. Il loro obiettivo, reagire con ferocia alle azioni di Gheddafi e eliminarlo definitivamente. Ma si stava giocando con il fuoco, scrive Jean Ping, che in quel momento era alla guida della Commissione dell'Unione Africana, che poi formulerà una proposta pacifica accettata da Gheddafi. Vedremo in che termini. Ma non c'era bisogno di proposte pacifiche, di soluzioni pacifiche. Bisognava ottenere evidentemente un altro obiettivo. Si stava giocando con il fuoco e si poteva già prevedere il caos, scrive Jean Ping, che ne sarebbe derivato, come in Somalia, come in Iraq, come in Afghanistan e altrove. Il campo occidentale contava naturalmente sul grande fratello statunitense, la nazione indispensabile, secondo l'espressione dell'ex segretaria di Stato Madeleine Albright e di Bill Clinton, nonché di Zbigniew Brzezinski, come abbiamo puntualizzato l'altro giorno. La nazione indispensabile, questa è l'autodefinizione
che diedero da Brzezinski in avanti i presidenti americani della propria nazione, cioè gli Stati Uniti. In quel periodo Barack Obama inaugurava la nuova dottrina del riposizionamento cosiddetto verso l'Asia e verso il Pacifico, una dottrina che prevedeva che gli Stati Uniti guardassero più al loro interno che non fuori casa loro. Avevano deciso di esercitare gli Stati Uniti una leadership mondiale da non mettere mai in discussione in quanto indispensable nation, nazione indispensabile, ma da dietro le quinte. La formula era leading from behind, cioè guidare da dietro le quinte, giusto appunto. Allora la Francia si mise alla testa della coalizione internazionale contro Gheddafi e diresse le ostilità da davanti, non da dietro, con la delega internazionale. Ma chi avrebbe governato la Libia dopo Gheddafi? Chi sarebbe stato in grado di appianare le tensioni interregionali, intertribali e interreligiose che sarebbero nate ineluttabilmente dal successivo terribile scontro? Come evitare, in poche parole, il caos all'interno della Libia e la destabilizzazione all'esterno? In seno all'Unione Africana ci facevamo tutte queste domande. La risoluzione dell'ONU, sulla base della quale i paesi occidentali, in testa la Francia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, pensavano di aver ottenuto il via libera per intervenire contro Gheddafi e iniziare i bombardamenti, la risoluzione 1973 in realtà si limitava a chiedere un immediato cessate il fuoco e deliberava l'imposizione di una no-fly zone, cioè di uno spazio aereo da non sorvolare, nello spazio aereo libico per proteggere i civili. La risoluzione dell'ONU, che i paesi occidentali dissero ci legittima a fare la guerra, in realtà escludeva il dispiegamento di un esercito di occupazione. Russia e Cina, in mancanza di risposte sui mezzi per applicare questa risoluzione, avevano prudentemente optato per l'astensione, come Germania, Brasile e India. La Germania non votò quella risoluzione. L'intervento militare, con il ricorso a forze speciali sul terreno, l'aiuto ai ribelli e gli attacchi aerei contro le truppe e i centri di comando, per quelle due potenze, Russia e Cina, l'intervento contro Gheddafi rappresentò uno smacco. L'agire delle potenze occidentali, scrive ancora Jean Ping, allora alla guida della Commissione dell'Unione Africana in quei giorni della guerra a Gheddafi, l'agire delle potenze occidentali suscitò numerosissime reazioni internazionali, come quella particolarmente veemente di Mbeki, il presidente del Sudafrica. Pensavamo che 150 anni di schiavitù, imperialismo, colonialismo e neocolonialismo fossero finiti, ma le potenze occidentali si sono arrogate in modo unilaterale e sfrontato il diritto di decidere del futuro della Libia, disse Mbeki. Questo scoppio di collera esprimeva un sentimento di umiliazione largamente condiviso in seno all'Unione Africana, ricorda Jean Ping, che ne era alla guida della Commissione dell'Unione Africana. Era evidente ai nostri occhi che lo spettro della guerra civile, della divisione, della somalizzazione della Libia, del terrorismo e del narcotraffico si aggiravano per il suolo libico. Perché eravamo gli unici a vedere questo spettro? Perché si faceva quella guerra? Per la difesa della democrazia o per il controllo del petrolio o per solide considerazioni elettorali? Sarkozy era già in pre-campagna per le presidenziali francesi dell'anno successivo, o per tutto questo insieme? Non c'erano altre strade invece dei bombardamenti massicci della guerra? L'Unione Africana era convinta che altre strade ci fossero, ricorda Jean Ping, e optò per una risposta più politica che militare. L'Unione Africana si dedicò a elaborare una roadmap, un percorso possibile, insomma, adottato il 10 marzo del 2011, cioè un mese e 10 giorni prima che iniziassero i bombardamenti in Libia sotto l'ombrello della NATO. Il documento dell'Unione Africana era articolato in 3 punti. Una cessazione immediata delle ostilità, seguita da un dialogo in vista di una transizione consensuale che comunque escludeva la permanenza al potere di Gheddafi, con l'approdo a un sistema democratico come obiettivo finale. L'Occidente invece voleva sopprimere un uomo, l'Unione Africana voleva invece cambiare un sistema in Libia, con comunque l'esclusione della permanenza al potere di Gheddafi e l'approdo a un sistema democratico. Il 20 marzo iniziarono i bombardamenti della NATO, proprio mentre stavamo partendo alla volta di Tripoli e poi di Bengasi,
per cercare di concretizzare questo piano, ricorda Jinping. Cioè, in sostanza, prima che la proposta fosse formalmente discussa, iniziano i bombardamenti, proprio mentre si sta partendo da parte dell'Unione Africana appunto per Tripoli per concretizzare il piano. Il 19 marzo il comitato dei capi di Stato incaricati dall'Unione Africana si era riunito in Mauritania. Nel bel mezzo della riunione il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, mi telefona per parlarmi con urgenza, scrive Jinping, all'epoca presidente della Commissione dell'Unione Africana. Il segretario generale, Ban Ki-moon, mi annunciava che i governi riuniti a Parigi lo avevano espressamente incaricato di chiedermi di dissuadere i nostri rappresentanti dell'Unione Africana dal recarsi a Tripoli e a Bengasi. Per una precisa ragione, mi spiegò Ban Ki-moon. Le operazioni militari della NATO iniziano proprio oggi. Uno scenario simile, che emarginava l'ONU e le mediazioni dell'Unione Africana, si è verificato anche in Costa d'Avorio, prova che, per certe potenze, nessuna autorità è superiore alla loro. Comunque, il 10 aprile, ricorda ancora Jinping, rappresentanti dell'Unione Africana arrivavano a Tripoli per incontrare Gheddafi. Il giorno dopo, a Bengasi, i nostri veicoli furono circondati non appena fuori dall'aeroporto e noi fummo costantemente insultati per tutto il tragitto fino all'hotel dove erano previsti gli incontri. Pensai, certamente qui dentro da qualche parte ci deve essere Bernard-Henri Lévy, cioè il filosofo francese fautore di tutte le guerre. Mustafa Abdel Jalil, presidente del Consiglio nazionale di transizione libico, e il suo gruppo iniziarono la riunione sotto la pressione ininterrotta di una folla di manifestanti aggressivi che continuarono a urlare fino alla nostra partenza. Risultato: Gheddafi accettò la nostra proposta, ma il Consiglio nazionale di transizione libico la rifiutò. I piromani avevano vinto sui pompieri, lo scontro aveva avuto la meglio sul negoziato. L'Unione Africana, ricorda ancora Jinping, è stata l'unica organizzazione internazionale a proporre una soluzione politica, forse perché l'Africa aveva già vissuto esperienze analoghe e ne portava le cicatrici indelebili. Si pensi alla tragedia in corso da oltre 20 anni in Somalia, paese abbandonato da tutti, dopo il disastro dell'operazione militare statunitense Restore Hope del 1993, e si pensi al caos iracheno e alla disintegrazione attuale di quello Stato. Anche in Libia, come avevamo previsto, il sogno europeo è diventato un incubo. Le strutture statali sono implose a vantaggio dei signori della guerra, dei clan mafiosi e dei terroristi islamo-affaristi, li definisce Jinping. Il saccheggio dei depositi di armi ha trasformato il paese in un gigantesco arsenale a cielo aperto. Le reti illegali dell'immigrazione clandestina si sono moltiplicate. Così la Libia è diventata, per prendere a prestito l'espressione di un ex capo dei servizi segreti francesi, l'Afghanistan vicino agli europei. Eppure avevamo avvertito il mondo intero. Questa bomba a orologeria sarebbe finita per esplodere nelle mani degli artificieri, che non sapevano quale storia stessero scrivendo. La proposta africana, che nessuno voleva ascoltare, mirava a convincere Gheddafi a seguire la strada dell'esilio esterno, come Ben Ali, o interno alla Libia, come Mubarak. Egli avrebbe dovuto rinunciare autonomamente a quella parte di potere che gli rimaneva, per risparmiare al suo popolo le disgrazie e le umiliazioni di un intervento straniero e i tormenti di una guerra civile, il cui esito gli sarebbe comunque stato fatale. Ci eravamo messi alla ricerca di possibili luoghi di esilio per Gheddafi. All'interno della Libia avevamo proposto Sebha, la capitale della regione del Fezzan, vicina agli amici dell'Africa nera, in particolare il Chad. Per l'esilio interno la Turchia aveva declinato la nostra offerta. Il Venezuela si era proposto, ma questa soluzione era troppo delicata. Avevamo contattato anche l'Egitto, che però non era gradito ai sostenitori di Gheddafi. Perché non ci hanno lasciato il tempo di applicare il nostro piano, visto che Gheddafi lo aveva comunque accettato, si domanda Jinping. Pubblicità e poi
Finiamo l'articolo, perché è un articolo interessante, comparso l'altro giorno sul Manifesto, scritto appunto dall'ex presidente della Commissione dell'Unione Africana per rievocare come andarono le cose quando si fece la guerra a Gheddafi, alla Libia. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Finalmente siamo nella nuova sede di Treviolo, 5.000 metri dedicati al riposo e per festeggiare in tutti i nostri punti vendita tante nuove promozioni e saldi sui prezzi già scontati. Siamo aperti tutto il mese di agosto, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. Torniamo allora all'articolo di Jean Ping, ex presidente della Commissione dell'Unione Africana, sul Manifesto dell'altro giorno a proposito della guerra in Libia. Perché non ci hanno lasciato, come Unione Africana, il tempo di applicare il nostro piano pacifico, politico, che Gheddafi aveva accettato? Oggi, guarda caso, scrive Ping, il signor Bernard-Henri Lévy, il filosofo francese ipercinetico e guerrafondaio, non parla più della situazione libica, si dedica ad altri fronti, la Siria, l'Ucraina. Fra gli attori strategici c'erano poi gli stati arabi e la loro organizzazione regionale. La posizione della Lega Araba era praticamente allineata su quella degli occidentali, con il Qatar in testa al gruppo dei guerrafondai, il Qatar che poi oggi tutti dicono è il finanziatore dello Stato islamico di Iraq e Siria. Quanto a Gheddafi, egli non poteva capire che in un mondo diventato villaggio planetario tutti i popoli aspiravano a libertà, dignità e giustizia. La sua reazione alla sollevazione popolare veniva da un altro tempo, la repressione. Eppure, questa eccentrica personalità, Gheddafi, sembrava arrivata in quel periodo all'apice della gloria. Gheddafi era tornato a essere frequentabile, aveva ottime relazioni con i potenti del mondo. Si pensi al suo soggiorno a Parigi alla fine del 2007, con la celebre tenda beduina piantata a poca distanza dagli Champs-Élysées. Si pensi al viaggio di Sarkozy a Tripoli nel luglio di quel 2007, ai buoni voti del Fondo Monetario Internazionale, agli eccellenti rapporti del leader libico con l'Italia di Berlusconi, e poi Gheddafi collaborava anche con i servizi segreti statunitensi, britannici e francesi. Ma i sogni grandiosi della guida crollarono come un castello di carte, portate via dallo tsunami arabo. Davvero ci addormentiamo col mondo ai piedi e ci svegliamo con le bombe in testa, scrive Jean Ping. Il 20 ottobre l'aviazione francese intercettava il convoglio di Gheddafi. Mentre fuggiva a piedi fu scoperto, atrocemente seviziato da un gruppo di insorti e infine ucciso. La guerra umanitaria, ammantata dei buoni nobili sentimenti, ispirati al nuovo principio detto responsabilità di proteggere, adottato dalle Nazioni Unite nel 2005, si rivelava una mistificazione, usata per dissimulare la classica politica di potenza, il cui obiettivo
era rovesciare un regime o assassinare un capo di Stato, e stavolta con il via libera delle Nazioni Unite, scrive Jean Ping, ex ministro degli esteri del Gabon ed ex presidente della Commissione dell'Unione Africana. Lo trovate sul Manifesto, è stato pubblicato qualche giorno fa. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Well, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. Plain to see. Yeah, he never rode no camel, don't know what a harem is. But when it comes to loving, that man knows his business. That's right, everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Oh, don't you know my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Yeah, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Yeah, when my baby kisses me upon my rosy cheek, I got to let those kisses be. Don't wanna wash my face for weeks. That's right, everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me, yeah. Catherine Russell, voce, Bohème Ragtime Jazz Band, band ungherese invece alla parte musicale, Everybody Loves My Baby. Ma torniamo, stamani abbiamo parlato della vicenda di Magdi Cristiano Allam, che peraltro abbiamo sentito in due interviste recenti, prima che uscisse la notizia della sua incriminazione da parte dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani per islamofobia. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti medesimi, Enzo Jacopino, oggi scrive una lettera al giornale sul quale Allam scrive, il giornale diretto da Alessandro Sallusti, che gli risponde. È opportuno dare conto dello scambio di opinioni tra i due. La prima lettera che oggi pubblica il giornale a pagina 2 è naturalmente quella del presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani, Enzo Jacopino, che scrive: caro direttore, leggo i servizi dedicati all'Ordine dei Giornalisti in relazione a una vicenda che riguarda Magdi Cristiano Allam. Devo dirti che alcuni toni e non poche espressioni mi sconcertano. L'idea che ci siano degli intoccabili non appartiene alla mia cultura, né a leggere il giornale alla tua. Potrei tacere perché solo un ignorante, nel senso che non conosce le cose, può non sapere che il Consiglio Nazionale di Disciplina è organismo autonomo, voluto come tale da una legge dello Stato.
Ma come ben sai personalmente, non amo le fughe, tanto da essere stato doverosamente, a mio avviso, ma ugualmente andando controcorrente, accanto a te, Sallusti, quando a Milano eri sotto processo. Se non si trattasse di Hallam, mi verrebbe il sospetto che questa vicenda viene cavalcata per riaccendere l'attenzione su un impegno personale e politico, scrive il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ma le cose non stanno esattamente come si afferma, pur citando correttamente i passaggi di un capo di incolpazione, l'incolpazione contro Magdi Hallam. Non so, essendo estraneo all'organismo, come finirà, ma so che ad Hallam sono state accordate doverosamente tutte le opportunità di acquisire i documenti contenuti nel fascicolo che riterrà utili. Di più, ha eccepito che i termini di 30 giorni non gli erano sufficienti e gli uffici, mi assicurano, gli hanno formalizzato un prolungamento che, mi riferiscono, è stato di sua soddisfazione. Ma si tende a trasmettere un'informazione distorta. Hallam non è stato processato, scrive Enzo Jacopino, presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Ci si è limitati a ritenere non manifestamente infondato un esposto presentato da un'associazione Media e Diritto che si duole per alcune affermazioni contenute negli articoli di Hallam. Personalmente non mi sarei mai sentito oltraggiato, ma non mi sento intoccabile, come scritto in premessa, ma anzi avrei colto la notizia non tanto né solo come opportunità di rivendicare la possibilità di dire quel che penso, ma anche per argomentarne più approfonditamente le ragioni. Ancor di più, non mi sarei scandalizzato perché questa procedura conferma che non ci sono intoccabili e che le ragioni di tutti vengono valutate con attenzione. Una differenza non marginale, ad esempio, con chi vive di una giustizia sommaria e tutta sua, sgozzando davanti alla telecamera un giornalista. Così scrive il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, il quale dice: guarda che il Consiglio di Disciplina non è cosa nostra. Diciamo che formalmente, cioè non dipende dall'Ordine dei Giornalisti, formalmente, teoricamente, per legge è così. Poi, di fatto, caro Presidente, scrive Sallusti, in effetti ho provato sulla mia pelle la tua solidarietà e te ne sono riconoscente, il che non ha impedito che i nostri solerti colleghi mi riprocessassero nonostante la grazia che mi ha concesso il Presidente Napolitano e condannassero a 2 mesi di sospensione. L'appello, come saprai, è a giorni. Ma questa è un'altra storia, scrive il direttore del giornale. È vero, come dici, che non ci devono essere intoccabili, ma chissà perché chi la pensa in un certo modo è più toccato di altri. E quando ad allungare le mani sono colleghi o organi che, sia pure autonomi, sono riconducibili all'ordine dei giornalisti, allora mi preoccupo. Mi piacerebbe che l'ordine e tutto ciò che ruota attorno ad esso si battesse sempre e comunque per la libertà di pensiero e di espressione di chiunque, perché è questo, per stare in tema, che distingue la nostra società da quella islamica, il più delle volte fondata sulla Sharia. A quei signori che hanno fatto l'esposto bastava spiegare questa semplice verità non trattabile, ovvero ci spiace, ma da noi si è liberi di pensare, dire e scrivere ciò che si crede, per eventuali reati rivolgersi alla magistratura ordinaria. Così risponde Sallusti. E di magistratura ordinaria si occupa il giornale nella pagina successiva, a pagina 3, con Paolo Bracalini, dove si dice: da parte dei giudici non di rado c'è una discriminazione razziale al contrario. Il migrante irregolare va tutelato, assistito, compreso, anche quando delinque, mentre chi ha posizioni critiche sul fanatismo islamico e sui rischi che ne derivano, come Magdi Cristiano Hallam, viene indagato dall'Ordine dei Giornalisti per islamofobia e discriminazione razziale. Tra l'altro l'Ordine dei Giornalisti ha citato l'articolo 19 della Costituzione, cioè imputa a Magdi Cristiano Hallam di avere infranto, tra virgolette, di avere trasgredito ai precetti dell'articolo 19 della Costituzione italiana, che recita che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda, di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Questo articolo qui, il 19 della Costituzione italiana, è stato citato dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti nel capo di incolpazione per islamofobia di Magdi Cristiano Hallam. Capita invece, scrive Bracalini oggi
sul giornale che i discriminati abbiano trattamenti di favore. La religione del migrante considera la donna una proprietà, vieta rapporti sessuali con infedeli anche in un paese occidentale, e allora se il padre prova a strangolare la figlia perché è fidanzata con un non islamico, il fatto è grave, ma in sostanza va capito. Lo ha stabilito niente meno che la Corte di Cassazione con una sentenza del dicembre 2013, nella quale ha annullato le aggravanti per Hamed Ahmed, condannato dalla Corte d'Appello di Milano a 7 anni per tentato omicidio della figlia, colpevole di aver avuto rapporti con fidanzato non musulmano. La Corte Suprema di Cassazione italiana ha respinto le aggravanti perché, testualmente hanno scritto i giudici, per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi motivi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire. In sostanza, quello poteva legittimamente pensare di mettere le mani addosso alla figlia e cercare di ammazzarla, perché così prescrive la sua religione, tradotto dal vocabolario dei giudici della Suprema Corte di Cassazione. Insomma, pena ridotta perché islamico, sintetizza correttamente Paolo Bracalini. E chissà se un precetto della religione cristiana verrebbe mai ammesso come motivo non banale da un tribunale per eliminare le aggravanti di un reato commesso da un italiano. Una legge italiana 152 del 75, disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, vieta l'uso di caschi o copricapi e di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico senza giustificato motivo. Se giro con un passamontagna o un casco per strada, rischio l'arresto da 1 a 2 anni e una multa di 2.000 euro. Ma se lo faccio per motivi religiosi, no. Il comune di Varallo, Vercelli, ha vietato con un'ordinanza l'uso del burkini, il costume da bagno che copre quasi integralmente le donne musulmane su tutto il territorio comunale, nelle strutture finalizzate alla balneazione. C'è inoltre il divieto di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Tuttavia, il Tribunale di Torino, dopo un ricorso dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ha dichiarato discriminatorio il divieto del burkini, sostanzialmente corrispondente, scrive il giudice, a una multa da subacqueo, certamente mai vietata nelle strutture di balneazione, e adottato espressamente, scrive il giudice, da alcune credenti di religione islamica. Quando Daniela Santanchè nel 2009, ricorda il giornale, ha organizzato a Milano una manifestazione contro l'uso del burqa, è stata colpita allo sterno da un cazzotto di Ahmed El Badri, migrante in dissenso. Il pubblico ministero, nel processo che ne seguì, chiese 1 mese di reclusione. Per Santanchè, rea di aver organizzato manifestazione senza permesso della questura, fu chiesta la reclusione. Se la caverà poi con 4 giorni d'arresto, convertiti in 1.100 euro di ammenda. Arresto per l'aggressore egiziano? Niente, solo 2.000 euro di multa, anche lui da capire, perché turbato dalla manifestazione non islamicamente corretta. Non c'è solo la religione musulmana come attenuante, scrive ancora il giornale, anche altre appartenenze possono essere decisive. Può risultare sconcertante che il Tribunale per i minorenni di Milano abbia concesso attenuanti generiche a Remi Nikolic, un giovane rom che con un SUV rubato travolse e uccise un vigile urbano. Il motivo per i giudici è il contesto di vita familiare, così hanno scritto in sentenza, nella quale l'omicida è cresciuto. Un contesto caratterizzato dalla commissione di illeciti da parte degli adulti di riferimento e dalla totale assenza di scolarizzazione. Pena ridotta in quanto rom. Mentre da giorni il quotidiano Il Cittadino di Lodi racconta la storia di una 17enne minacciata e aggredita da ben 1 anno da un 40enne ivoriano. Malgrado le denunce e le richieste di intervento, succede nulla. Il magistrato finora non ha autorizzato l'arresto e nemmeno l'espulsione, racconta la sorella della vittima, e così rischiamo ogni giorno di trovarcelo di fronte. Fuori dalle aule giudiziarie, anche in un ospedale, conclude il giornale, può capitare il razzismo al contrario. All'ospedale di Recanati, e lo racconta Il Resto del Carlino, un marito voleva accudire la moglie partoriente, ma la direzione della clinica non l'ha permesso.
Le compagne di stanza della moglie erano musulmane e mostrare il corpo a un uomo che non sia il marito è assolutamente vietato, ergo fuori il marito. Discriminati in quanto italiani, scrive il giornale. Tembele, Mogabo, Godo Kodom de Mahiamo, Amiru Sueshi, Sibele Eshi, Eki Shibako, Igondo Tabula, Elure, Noye Pesa Pike, Elune, Marisho Damuyu, Noye Bela Holo, Nia de Burure, Ese, Oya Solo, Omi, Usai Sokoti, Esho, Usu, Efe, Mogai, Tende, Tipoki, Yetere, Onato, Doko, Hakiako, Amiru Sureshi, Sibele Eshi, Eki Shibako. Ed era sempre Catherine Russell alla voce, questa volta cantava in ungherese, come ungheresi sono i componenti della Bohème Ragtime Jazz Band. Mentre un'altra cosa racconta oggi di interessante il giornale, con l'articolo denuncia di Gian Michele Sin, noi censurati, il jihadista invitato in TV da Lerner. Di che si tratta? Dell'elettricista di Cologno Monzese che è andato a combattere per lo Stato islamico in Siria, è indagato per terrorismo, 2 anni fa in Italia trattato da eroe della rivolta. Preso e rilasciato, il giornale svelò un video in cui uccideva e i dirigenti del suo movimento furono ricevuti anche dal governo Monti. I tagliagole amici e complici dello Stato islamico ce li avevamo in casa, scrive Gian Michele Sin. Vivevano e manifestavano a Milano, mentre a Roma godevano delle migliori coperture e così quando la polizia li arrestava, mentre assaltavano e devastavano le sedi diplomatiche, i magistrati li rimettevano in libertà. Del resto, scrive Michele Sin, i ministri del governo Monti, gli stessi che rispedivano i marò italiani nella trappola indiana, ricevevano i loro capi politici al Ministero degli Esteri, trattandoli alla stregua di eroi. Nel frattempo Gad Lerner li invitava nel suo salotto televisivo e Pierluigi Bersani, allora segretario del PD, non si faceva problemi ad appoggiarli concionando da un palco adornato con la bandiera dei ribelli, la stessa bandiera in cui si avvolgevano le sprovvedute Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, inghiottite qualche settimana fa dall'inferno siriano.
Ma siamo nel bel paese, scrive Michalessin, un paese dove l'ordine dei giornalisti indaga chi critica l'Islam, ma si guarda bene dall'obiettare se qualcuno dà voce a un terrorista e dunque non succede nulla. Così anche quando il giornale si permette di mostrare i volti e documentare le atrocità di questi signori, tutti fanno finta di non vedere, non sapere, non capire. Guardate questo signore, c'è la foto su Il Giornale di oggi, a pagina 4. Il suo vero nome è Aissam Sakhan, il suo nome di battaglia è Abu Omar. Da mercoledì, da quando l'assai sollecita Procura di Milano ha fatto sapere di stare indagando su di lui, tutti fanno a gara a parlarne. La sua foto campeggia dal Corriere della Sera a Repubblica e i telegiornali fanno a gara nel descriverlo come il reclutatore dei jihadisti a Milano e dintorni. Bella scoperta, scrive Michalessin. Sul giornale la sua foto era comparsa l'11 gennaio scorso, accanto a un titolo: cercate killer islamici, eccone uno. Come facevamo a saperlo? Semplice. A differenza degli ignari, tra virgolette, magistrati, politici, diplomatici e di tanti altri colleghi, sempre pronti a chiudere gli occhi quando le notizie non sono politicamente corrette, non ci eravamo fatto scrupolo di identificare i protagonisti dell'agghiacciante video girato nell'aprile 2013 nella provincia siriana di Idlib e pubblicato lo scorso settembre sul sito web del New York Times. In quel video il siriano milanese Sakhan, alias Abu Omar, è protagonista, assieme ad altri militanti guidati dal comandante Abdul Samad Issa, della spietata esecuzione capitale di 7 soldati governativi appena catturati. Nel filmato indossa un giubbotto marroncino, impugna il Kalashnikov e ascolta il comandante che spiega a lui e agli altri 9 militanti perché sia giusto e doveroso ammazzare i prigionieri. Subito dopo, quest'uomo preme il grilletto e infila un proiettile nella nuca di un soldato denudato e fatto inginocchiare ai suoi piedi. A gennaio, dopo la nostra denuncia, nessuno ha mosso un dito. Ma questa non è una novità, scrive Gian Michalessin. Ben più grave è che nessuno si curi di accertare i contatti e i collegamenti di Hakan alias Abu Omar nel febbraio 2012, quando il militante viene arrestato al termine di un vero e proprio assalto all'ambasciata siriana di Roma. Un assalto durante il quale guida alcuni complici all'interno degli uffici della sede diplomatica, devastandoli e malmenando alcuni impiegati. Interrogati dal giudice Marina Finiti e indagati per danneggiamento, violazione di domicilio e violenza privata aggravata, Hassam e i suoi vengono rinviati a giudizio per direttissima, ma anche allora succede nulla. Lui torna libero, continua a fare proseliti e a guidare il suo gruppetto basato a Milano e dintorni. Tra questi si distingue l'amico Ammar Basha, che il 19 agosto 2012 non si fa problemi a pubblicare un video in cui i decapitatori dello Stato islamico illustrano la propria attività con il consueto corollario di atrocità e di violenze. Anche stavolta tutti fanno finta di non vedere. Del resto, solo pochi mesi prima, 13 maggio 2012, il ministro degli esteri, Giulio Terzi, ha incontrato alla Farnesina il presidente del Consiglio nazionale siriano, Burhan Ghaliun, il capo politico di quei ribelli già allora finanziati dal Qatar e monopolizzati dall'estremismo di Al-Qaeda e dello Stato islamico. E così, qualche mese dopo, pubblici ministeri e polizia si guardano bene dal fermare il signor Sakhan e il suo sodale, e loro fuggono in Turchia, dopodiché in Siria, dove possono finalmente dedicarsi alla loro attività più congeniale, vale a dire uccidere e massacrare.
E dalla Budapest Ragtime Jazz Band siamo passati alla Budapest Festival Orchestra, che sarà protagonista fra pochi giorni a Milano per il concerto d'avvio giovedì 4 settembre del Festival Mito, il Festival Milano-Torino, la Budapest Festival Orchestra diretta da Ivan Fischer, che qui abbiamo sentito nella suite orchestrale numero 3 in Re maggiore di Johann Sebastian Bach, ma che a Milano suonerà soprattutto Brahms e sarà centrata sul compositore ungherese. Dopo la questione raccontata da Gian Michele Sin, varrebbe la pena anche di leggersi oggi l'articolo di Oriana Fallaci pubblicato su Libero, che peraltro è un discorso che Oriana Fallaci fece nel 2005 quando fu insignita dell'Annie Taylor Award a New York, un riconoscimento statunitense, e che ha a che fare con destra, sinistra e col fatto che il re è nudo, come scriveva Oriana Fallaci. Nessuno può negare che l'invasione islamica dell'Europa sia stata assecondata e sia assecondata dalla sinistra. Nessuno può negare che tale invasione non avrebbe mai raggiunto il culmine che ha raggiunto se la destra non avesse fornito alla sinistra la sua complicità, se la destra non le avesse dato l'imprimatur, scriveva Oriana Fallaci, anzi diceva, e poi pubblicò. La destra non ha mai mosso un dito per impedire o almeno trattenere la crescita dell'invasione islamica. Un esempio, in Italia, è il leader della cosiddetta destra ufficiale che imita la sinistra nella sua impazienza di concedere il voto agli immigrati senza cittadinanza. Questo in barba al fatto che la nostra Costituzione conceda il voto ai cittadini e basta, non agli stranieri, agli usurpatori, ai turisti col biglietto d'andata senza ritorno. Di conseguenza, scriveva, anzi diceva, poi fu pubblicato il suo discorso Oriana Fallaci, non posso essere associata personalmente né con la destra né con la sinistra. Non posso essere arruolata né dalla destra né dalla sinistra. Non posso essere strumentalizzata né dalla destra né dalla sinistra, e guai a chi ci prova. E sono profondamente irritata con entrambe, qualunque sia la loro locazione e nazionalità. Attualmente, per esempio, sono irritata con la destra americana che spinge i leader europei ad accettare la Turchia come membro dell'Unione Europea, esattamente ciò che la sinistra europea vuole da sempre. Ma le vittime dell'invasione islamica, i cittadini europei, non vogliono la Turchia a casa loro. La gente come me non vuole la Turchia a casa sua, scriveva, anzi diceva Oriana Fallaci. E Condoleezza Rice, allora segretario di Stato statunitense, amministrazione Bush, farebbe bene a smetterla di esercitare la sua realpolitik a spese nostre. Condoleezza è donna intelligente, nessuno ne dubita, certo più intelligente della maggioranza dei suoi colleghi maschi e femmine sia qui in America che al di là dell'Atlantico, ma sul paese che per secoli fu l'impero ottomano, sulla non europea Turchia, sulla islamica Turchia, sa o finge di sapere assai poco, e sulla mostruosa calamità che rappresenterebbe l'entrata della Turchia nell'Unione Europea conosce o finge di conoscere ancor meno. Così dico, Mrs. Rice, Mr. Bush, signori e signore della destra americana, se credete tanto in un paese dove le donne hanno spontaneamente rimesso il velo e dove i diritti umani vengono quotidianamente ridicolizzati, prendetevela voi la Turchia. Chiedete al Congresso americano di annettere la Turchia agli Stati Uniti come 51esimo Stato e godetevelo voi. Poi concentratevi sull'Iran, sulla sua lasciva nucleare, sul suo ottuso ex sequestratore di ostaggi, cioè sul suo presidente Ahmadinejad, e concentratevi sulla sua nazista promessa di cancellare Israele. A rischio di sconfessare l'illimitato rispetto che gli americani vantano nei riguardi di tutte le religioni, devo anche chiarire ciò che segue. Come mai in un paese dove l'85% dei cittadini dicono di essere cristiani, così pochi si ribellano all'assurda offensiva
che sta avvenendo contro il Natale. Come mai così pochi si oppongono alla demagogia dei radicals che vorrebbero abolire le vacanze di Natale, gli alberi di Natale, le canzoni di Natale, le espressioni Merry Christmas e Happy Christmas, cioè Buon Natale, eccetera? Come mai così pochi protestano quando quei radicals gioiscono come talebani perché in nome del laicismo un severo monumento a gloria dei 10 comandamenti viene rimosso da una piazza di Birmingham? E come mai anche qui pullulano iniziative a favore della religione islamica? Come mai, per esempio, a Detroit, la Detroit ultra-polacca, ultra-cattolica, le ordinanze municipali contro i rumori proibiscono il suono delle campane? La minoranza islamica ha ottenuto che i muezzin locali possano assordare il prossimo con i loro Allah Akbar a Detroit dalle 6 del mattino alle 10 di sera. E c'era ancora Bush, naturalmente, non era ancora arrivato Barack Hussein Obama. Come mai in un paese dove la legge ordina di non esibire i simboli religiosi nei luoghi pubblici, non consentirvi preghiere dell'una o dell'altra religione, aziende quali la Dell Computers e la Tyson Foods concedono ai propri dipendenti islamici i loro cortili, nonché il tempo per recitare le 5 preghiere al giorno? E questo a dispetto del fatto che tali preghiere interrompono, quindi inceppano, le catene di montaggio. Come mai il nefando professor Ward Churchill non è stato licenziato dall'Università del Colorado per i suoi elogi a Bin Laden e all'11 settembre, ma il conduttore della Washington Radio, Michael Graham, è stato licenziato per aver detto che dietro il terrorismo islamico c'è la religione islamica? Ed ora, lasciatemi concludere questa serata affrontando altri 3 punti. Punto numero 1. Sia a destra che a sinistra, tutti si focalizzano sul terrorismo, tutti, perfino i radicali più radicali, cosa che non sorprende perché le condanne verbali del terrorismo sono il loro alibi, il loro modo di pulire le loro coscienze non pulite. Ma nel terrorismo islamico non vedo l'arma principale della guerra che i figli di Allah ci hanno dichiarato. Nel terrorismo islamico vedo solo un aspetto, un volto di quella guerra, il più visibile, il più sanguinoso, il più barbaro, ovvio, eppure paradossalmente non è il più pernicioso, non è il più catastrofico. Il più pernicioso e il più catastrofico è a parer mio quello religioso, cioè quello del quale tutti gli altri aspetti, tutti gli altri volti derivano. Per incominciare il volto dell'immigrazione. Cari amici, è l'immigrazione, non il terrorismo, il cavallo di Troia che ha penetrato l'Occidente e trasformato l'Europa in ciò che chiamiamo Eurabia. È l'immigrazione, non il terrorismo, l'arma su cui contano per conquistarci, annientarci, distruggerci, l'arma per cui da anni grido Troia brucia. Un'immigrazione che in Europa Eurabia supera di gran lunga l'allucinante sconfinamento dei messicani che col beneplacito della vostra sinistra e l'imprimatur della vostra destra arrivano negli Stati Uniti. Soltanto nei 25 paesi che formano l'Unione Europea almeno 25 milioni di musulmani, cifra che non include i clandestini mai espulsi. A tutt'oggi altri 15 milioni o più. E data l'irrefrenabile, irresistibile fertilità musulmana, si calcola che quella cifra si raddoppierà nel 2016, si triplicherà o quadruplicherà se la Turchia diventerà membro dell'Unione Europea. Non a caso il professor Bernard Lewis profetizza che entro il 2100 tutta l'Europa sarà anche numericamente dominata dai musulmani. E Bassan Tibi, il rappresentante ufficiale del cosiddetto Islam moderato in Germania, aggiunge: il problema non è stabilire se entro il 2100 la stragrande maggioranza o la totalità degli europei sarà musulmana. In un modo o nell'altro lo sarà. Il problema è stabilire se l'Islam destinato a dominare l'Europa sarà un Euro-Islam o l'Islam della Sharia. Il che spiega, diceva Oriana Fallaci a commento, perché non credo nel dialogo con l'Islam, perché sostengo che tale dialogo è un monologo, un soliloquio inventato per calcolo dalla Realpolitik e poi tenuto in vita dalla nostra ingenuità e dalla nostra inconfessata disperazione. Infatti, su questo tema dissento profondamente dalla Chiesa Cattolica e da Papa Ratzinger. Più cerco di capire e meno capisco lo sgomentevole errore su cui la sua speranza si basa, quella del dialogo. Santo Padre, naturalmente anch'io vorrei un mondo dove tutti amano e nessuno è nemico di nessuno, ma il nemico c'è, lo abbiamo qui in casa nostra
e non ha nessuna intenzione di dialogare né con lei né con noi. Terza puntata su Libero stamani del discorso di Oriana Fallaci nel 2005, quando fu insignita a New York dell'Annie Taylor Award, pubblicata oggi su Libero, terza puntata che peraltro continua. Abbiamo citato Brahms prima e abbiamo dunque ascoltato una delle celeberrime danze ungheresi, la numero 5, London Symphony Orchestra in questo caso, e non la Budapest Festival Orchestra, che invece principierà a suonare dal 4 di settembre prossimo a Milano, nell'ambito del Festival Mito Milano-Torino. Sui guerrieri del califfo di Siria e Iraq c'è un servizio oggi sull'Espresso di Giuseppe Ciulla e Cristina Scano. Ci droghiamo prima della battaglia, uccidiamo per denaro e convinzione. L'ideologo, l'allievo, il miliziano, gli esperti di bombe parlano 5 jihadisti dell'esercito di al-Baghdadi. L'Espresso li presenta così: fino a qualche settimana fa erano agli ordini di al-Baghdadi, il califfo dell'autoproclamato Stato islamico che controlla parte dell'Iraq e della Siria, un territorio dove impone la Sharia tra massacri di cristiani, curdi, yazidi, tutte le minoranze, a suon di decapitazioni, giornalisti compresi. Sono stati catturati dall'esercito che difende i curdi nel nord della Siria, questi 5 guerrieri del califfo. Per la prima volta parlano con 2 giornalisti, i 2 giornalisti dell'Espresso. Siamo in un posto di polizia, raccontano i 2 inviati dell'Espresso. Quando la porta si apre, un poliziotto tiene per un braccio un uomo con la barba e la benda sugli occhi. Guida lentamente i suoi passi. Tutto ciò che si sente nella stanza è l'avanzare incerto del prigioniero. Lo hanno catturato mentre cercava di piazzare una bomba sotto l'automobile di un leader politico locale a pochi chilometri da Derik, al confine tra Siria, Turchia e Iraq. I curdi chiamavano Rojava, la striscia siriana che corre parallela alla Turchia. Da 2 anni cercano di difenderla militarmente sia dagli attacchi di Bashar al-Assad sia da quelli dei fanatici miliziani del califfo, che anche in quest'area hanno prodotto una massiccia offensiva, conquistato villaggi e città con la stessa velocità con cui sono avanzati in Iraq. Adesso controllano buona parte delle vie di comunicazione al confine tra i 2 stati, permettendo il travaso di armi e guerriglieri. Un mese fa, a Qamishli, un uomo si è fatto esplodere in pieno centro in un attentato suicida, e al fronte, a 2 chilometri dal primo checkpoint dello Stato islamico, ogni macchina viene controllata per timore di altri atti terroristici. I curdi, da queste parti, racconta l'Espresso, combattono una doppia guerra, quella convenzionale, di trincea e armi leggere in prima linea, e quella interna, alimentata dal pericolo dei tanti arabi sunniti presenti nel nord della Siria.
Tra loro possono esserci fiancheggiatori, collaborazionisti e soldati dello Stato islamico. I 5 prigionieri che la polizia curda ci permette di intervistare appartengono a quest'ultima categoria, cioè soldati dello Stato islamico, catturati dai curdi, in questo caso intervistati dai 2 giornalisti dell'Espresso. Ora il prigioniero è seduto di fronte a noi. I poliziotti lo hanno bendato per evitare che possa vedere le facce del nostro interprete e di altri agenti. Le cose qui cambiano rapidamente, dice Shorash Khane, il dirigente di polizia che ha autorizzato i colloqui. Se tra un mese lo Stato islamico dovesse conquistare questa parte del paese, non voglio che vadano a cercare l'interprete e gli agenti di polizia, gli altri agenti. Non abbiamo limitazioni nelle domande, scrivono i 2 cronisti dell'Espresso, salvo quelle che possano avere a che fare con dettagli su indagini in corso. Il miliziano dello Stato islamico è un ragazzo di quasi 30 anni, barba, tuta, maglietta blu. È il primo e crede di essere l'unico a parlare con noi. Racconta la sua storia, la bomba da piazzare, la cattura e quelle 50.000 lire siriane che avrebbe dovuto ricevere dallo Stato islamico in caso di successo, l'equivalente di $327. L'operazione viene considerata valida, racconta, quando per esempio si arreca danno alla macchina o quando una persona viene uccisa o ferita. Le armi ce le fornisce Al-Qaeda, dice l'uomo. Dichiarazione sorprendente, notano i 2 cronisti dell'Espresso, visto che ufficialmente Al-Qaeda e Stato islamico sono nemici, così ci è stato raccontato. Però al fronte si creano alleanze tra chi comunque condivide l'idea del jihad, della guerra santa islamica, ci mancherebbe pure. Chi sono? Cosa vogliono? Contro chi combattono questi uomini? Ce lo diranno senza problemi. Daesh, che è il nome arabo dello Stato islamico, vuole creare uno Stato fra 2 nazioni, Siria e Iraq, uno Stato islamico che osserva la legge islamica. Questo è il progetto. I cristiani sono dei miscredenti, dice l'uomo, e per questo devono convertirsi all'Islam. Se non si convertono devono pagare una tassa per poter mantenere la propria fede. Chi non si converte o non paga viene giustiziato. Anche i curdi sono dei sahawat, dei miscredenti, e per questo devono essere combattuti, dice l'uomo, il quale dice di non appartenere direttamente allo Stato islamico, ma di aver piazzato bombe sotto ricatto. Chi invece dichiara una piena adesione all'organizzazione è il secondo prigioniero. Un prigioniero coi capelli rasati quasi a zero, barba corta, corporatura massiccia. È anche l'unico a definirsi un combattente. Per più di 4 mesi, dice, ho militato nell'esercito siriano libero, la prima forza armata di opposizione al presidente siriano Assad nel 2011. Poi sono stato catturato dalle milizie dello Stato islamico. Mi hanno costretto ad arruolarmi sotto di loro. Se non l'avessi fatto, mi avrebbero tagliato la testa. L'uomo racconta senza remore la carriera fatta in pochi mesi nell'esercito del califfo Abu Bakr al-Baghdadi, lo Stato islamico. Ero stato nominato capo di una squadra ed ero responsabile di 15 persone e 4 macchine. Poi mi hanno detto che mi avrebbero elevato di grado, sarei diventato responsabile di mezzo battaglione, e così è stato. L'uomo conferma ciò che alcuni miliziani, che fanno parte dell'ala laica di opposizione a Bashar Assad e combattono contro lo Stato islamico, ci hanno ripetuto in altre interviste, cioè che il califfato dà delle droghe ai propri uomini quando li manda in battaglia. Ci danno pillole allucinogene per attaccare i nemici senza provare paura. Baltan, Capticol, Zolam, Briximol e Hashish. Sembra molto informato l'uomo anche sulle dinamiche interne dell'organizzazione. Forse, per la carriera che ha fatto, le conosce a perfezione. E racconta che i combattenti hanno nazionalità siriana, saudita, irachena, libica, afghana, perfino curda. Conferma l'arrivo di miliziani fondamentalisti dall'Europa, che formano le brigate straniere, come quel gruppo di inglesi definiti Beatles che hanno tagliato la testa al giornalista americano John Foley e a cui le forze speciali britanniche stanno dando la caccia. Ne ho visti 2, racconta l'uomo, che venivano dalla Germania, uno dalla Spagna, uno anche dall'Italia, ma non ho mai avuto rapporti personali con loro perché li chiamano i muhajirin, gli immigrati, e non ci era permesso frequentarli da vicino. L'atteggiamento dei prigionieri che abbiamo di fronte, scrive l'Espresso, è molto diverso e questo in parte allontana una preoccupazione che abbiamo fin dall'inizio. Intervistare un uomo sotto coercizione può essere fuorviante. Il rischio di una regia, in questo caso dei curdi, o di alimentare la propaganda è alto, ma i 5 non sembrano indottrinati, esprimono posizioni differenti
e non tutti sposano le tesi dello Stato islamico. Alcuni dicono di aver collaborato solo per soldi. Ho ucciso per necessità, dice uno, perché a casa non ho da mangiare, non ho un lavoro, ho solo la pietà di Allah. Il terzo prigioniero è accusato di aver piazzato una bomba, ha un atteggiamento dimesso, per tutta la durata dell'intervista a testa bassa. Capelli ricci e trasandati, racconta ancora l'Espresso, barba incolta, l'immagine che vuol far passare di sé è quella di un disgraziato. Ho moglie e 4 figli, l'ho fatto solo per soldi, giuro. Difficile capire, scrivono i 2 giornalisti dell'Espresso che conducono questa intervista, Giuseppe Ciulla e Cristina Scanu, difficile capire quanti di questi uomini combattano per necessità, quanti sotto minaccia e quanti invece condividano fino in fondo il progetto del califfato islamico. Per tutti però c'è una dottrina, un sistema di valori di riferimento che ogni combattente deve seguire quando imbraccia le armi. Il quarto prigioniero viene presentato dalla polizia curda come un ideologo. Insegnava in una madrasa di Damasco, mentre un altro poliziotto porta l'uomo dentro la stanza. È il più pericoloso, dice il capo della polizia curda, Shorash Kane. È il più pericoloso perché veniva usato dallo Stato islamico per fare il lavaggio del cervello agli aspiranti combattenti. Anche da come è vestito si capisce che ha un ruolo diverso, scrivono i 2 inviati dell'Espresso. Barba folta, curata, tunica fino ai piedi. Si difende così: mi chiamo Ayman Kattat e non ho mai insegnato l'odio durante le mie lezioni, soltanto l'Islam. Questo è il punto, soltanto l'Islam. Poi, se qualcuno ha travisato, non è colpa mia, avevo dai 10 ai 15 allievi, insegnavo solo i principi dell'Islam, appunto. Nega il ruolo di indottrinamento per conto dello Stato islamico, ma ammette di aver preso soldi per fornire informazioni all'organizzazione. Non ho mai messo bombe, dice l'uomo, il mio ruolo era intercettare notizie, per questo venivo pagato dalle 20 alle 30.000 lire al mese, dai 130 ai 180 dollari. Mi pagavano anche nei mesi in cui non davo notizie. Anche lui dice di aver ricevuto minacce. Mi hanno detto che se non avessi collaborato avrebbero ucciso me e tutta la mia famiglia. Non sa che dopo di lui la polizia ci farà incontrare uno dei suoi allievi, né l'allievo sa che prima di lui abbiamo parlato col maestro. Dice l'allievo: mi chiamo Imed Mohammed, ho 28 anni, conosco molto bene Ayman Kattat, quello sentito prima. Era un mio insegnante, ci preparava nelle operazioni terroristiche. Le sue lezioni all'inizio erano sull'amore per l'Islam, fratellanza, cose di questo genere. Dopo ha cominciato a definirci l'immagine del jihad e a dirci che questa vita è vana ed è meglio abbandonarla e che per raggiungere il paradiso si deve necessariamente uccidere. Se uccidi un cristiano, vai direttamente in paradiso. Se non lo fai, sei considerato un peccatore. Se non lo fai, oltre a commettere un peccato, verrai torturato e finirai all'inferno. Avrai una vita misera nell'aldilà e porterai le pene delle altre persone che non hanno eseguito quest'ordine insieme a te. Era così che ci facevano il lavaggio del cervello, non solo a ragazzi della mia età, ma anche a giovani di 17 e di 15 anni. Dicevano loro che ormai erano uomini e gli davano delle armi. Secondo la polizia curda, scrive l'Espresso, anche le donne possono avere un ruolo all'interno dell'organizzazione, anche se la concezione che questi uomini hanno del genere femminile lascerebbe intendere il contrario, continua Imed. La missione della donna è allevare figli e cucinare, non può uscire di casa, lei e le sue figlie. Ci dicevano gli insegnanti che se proprio deve farlo, si deve coprire interamente. Se fuoriesce anche solo un dito, le sarà tagliato. Se la donna dissente dal marito o dai parenti, deve essere uccisa. Su questo non si discute. È obbligatorio seguire queste regole perché se no tu, uomo, sei considerato un traditore e devi essere ucciso insieme alla tua famiglia. Parla a ruota libera, racconta ogni dettaglio del credo che gli è stato inculcato dal suo maestro, ma soprattutto insiste a rimarcare il suo pentimento. Mi creda, signore, se solo potessi uscire e avvisare la gente lo farei. Direi a tutti che questi approfittano della nostra debolezza, della nostra ignoranza in materia di religione, dei nostri conflitti. Sono pentito, ma adesso che mi sono fatto un esame di coscienza e ho capito molte cose su cosa è giusto e cosa è sbagliato, non tornerò mai più su questa strada, anche se verrò ucciso. Questo oggi sull'Espresso, i guerrieri del califfo, pagina 58 e seguenti, testi e foto di Giuseppe Ciulla e di Cristina Scanu.
Facciamo giusto in tempo a salutarci, buona fine di settimana a tutti da Giulio Cainarca con la danza ungherese numero 6 di Johannes Brahms. Radio Padania, la tua voce libera, senza filtri né censura. Radio Padania Libera, la voce della Lega Nord, la tua voce libera, senza filtri né censura. Il mondo di Tarcos è in onda tutti i lunedì dalle 22 su Radio Padania Libera. www.radioprog.net